Nonostante la temperatura fredda, la processione del Venerdì Santo ha avuto come al solito una grande partecipazione di fedeli provenienti da tutta la città e non solo, provenienti anche da fuori la Sicilia. Gli agrigentini infatti approfittano delle vacanze pasquali per poter seguire l'evento dell'anno più atteso. E poi la classica cantata di Asi versate lacrime, un momento topico della manifestazione liturgica, il messaggio del Vescovo che lancia segnali di ripresa dopo gli anni bui del Covid. Abbiamo ripreso i riti del Venerdì Santo, afferma il Vescovo, riprendendo gli esercizi che negli anni hanno tramandato i riti della fede cristiana alla luce del Vangelo, che hanno molto da insegnarci. Abbiamo iniziato questo lungo giorno di processione per le vie della città, tra le case di un quartiere con le ferite molto aperte, frutti di disastri lontani. L'incontro con la madre sua, un momento di ristoro, del volto materno che infonde sicurezza, giungendo così alla notte di abbracci e di consegne e tradimenti. Consegniamoci, continua il Vescovo, per realizzare noi la nostra Pasqua, la vita nuova. Ciascuno di noi a Pasqua cerchi di porre fine a un solo rancore, ciascuno di noi a Pasqua cerchi di riallacciare e riannodare un rapporto strappato e regalare un sorriso e donare una parola a chi l'abbiamo tolto il saluto. Allora sì che è Pasqua e la croce sarà una croce di risurrezione. La processione poi è andata, i due simulacri si sono incontrati come nella mattinata in piazza Municipio, le loro strade divise proprio dopo il messaggio del Vescovo, mentre la Madonna entra nel santuario, l'urna di Cristo sepolto verrà nella cattedrale. Abbiamo ripreso i riti del Venerdì Santo, tornando a vivere anche le espressioni della pietà popolare, di esercizi che negli anni hanno custodito e tramandato a generazioni i rudimenti della fede cristiana, garantendo un radicamento a Cristo, rinnovandosi alla luce del Vangelo, sempre più assimilato e vissuto. Molto hanno da insegnarci e per chi è in grado di leggerle sono un luogo teologico a cui dobbiamo prestare attenzione. Abbiamo iniziato questo lungo giorno penitenziale segnato da dolori lontani e anzi attuali, con la processione di Gesù appassionato per le vie e tra le case di un quartiere che mostra ferite aperte e maldestri punti di sutura frutto di disastri lontani. L'incontro con la madre sua addolorata nel dramma è un momento di ristoro. Per quanto addolorato, un volto materno sempre dice cura e infonde sicurezza. Dopo aver sostato nella liturgia della croce, siamo giunti alla notte. Notte bugiarda, notte di abbracci e di addio, notte di consegne e tradimenti, notte definitiva, notte in cui tutto è compiuto. Se ciascuno di noi a Pasqua cercasse di porre fine anche ad un solo rancore, se ciascuno di noi a Pasqua cercasse di riallacciare e riannodare un rapporto strappato, se ciascuno di noi a Pasqua regalasse un sorriso, donasse una parola a quelle persone a cui abbiamo forse anche tolto il saluto, allora sì, c'è Pasqua, ci sarà Pasqua, allora sì, quella croce fiorirà e sarà croce di resurrezione, la risurrezione del Signore a cui apparteniamo, la risurrezione della nostra vita, stanotte, qui e adesso.